e parla come la gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a te la linea. Buongiorno regia. Ci ritroviamo anche oggi sulla nostra grandissima Radio Libertà e siamo pronti per terminare questo ciclo di trasmissioni dedicate al racconto di tutte le cose che abbiamo realizzato nel 2024. Quindi siamo partiti spiegandovi gli interventi di cooperazione nazionale, la cooperazione internazionale in Armenia, in Bosnia e Erzegovina, in Costa d'Avorio, in Etiopia, in India, in Kenya, in Libano, in Pakistan. Oggi terminiamo questo ciclo di trasmissioni di inizio anno, visto che oggi inizia anche il nuovo mese, il 1° febbraio, quindi un buon mese di febbraio a tutti. Terminiamo appunto questo riepilogo di tutti gli interventi realizzati nel 2024 che in molti casi anticipano anche quello che è l'impegno comunque tuttora in corso e che si stabilizza poi nel 2025, perché voi sapete che noi effettuiamo normalmente questi, vediamo se riesco a stabilizzare un attimo questo, ecco. Sapete che noi siamo abituati a realizzare gli interventi in più tranche, proprio perché questo ci garantisce sull'esecuzione delle nostre attività, perché noi diamo sempre una prima tranche di acconto e poi in qualche modo i nostri beneficiari terminano le loro attività anche con fondi propri, ma molto più spesso insomma poi le fatture anche laggiù seguono un periodo di pagamenti successivo alla realizzazione dell'intervento, quindi ci sono degli stati d'avanzamento, spesso gli stessi beneficiari con quello che noi abbiamo dato d'acconto pagano l'avvio dei lavori, i primi stati d'avanzamento, noi mandiamo il saldo, poi se è un intervento grosso, pluriennale, possiamo fare anche con diverse tranche altri acconti, ma normalmente gli interventi consistono comunque in un acconto e un saldo. E il saldo arriva sempre quando l'opera è realizzata. Questo fa sì che noi con pochissimo tempo normalmente riusciamo a terminare tutti gli interventi e a vederli concretamente. I nostri non sono, diciamo, monumenti di carta che, come diciamo accade in molte istituzioni, anche in molte organizzazioni, in molte ONG, dove i progetti seguono dei grandi iter di tipo così autorizzatorio, burocratico e quant'altro. Poi quando vai a vedere all'atto pratico cosa è stato fatto, moltissime volte poi in effetti viene fatto ben poco. Allora noi abbiamo un altro modo di operare e con pochissime risorse, perché questo siamo una piccola associazione, però estremamente dinamica, estremamente efficiente ed efficace nelle proprie realizzazioni e in qualche modo rappresentiamo un modello, noi questo che ci prefissiamo, un diverso modo di fare cooperazione internazionale rispetto a quelli che sono proprio le modalità classiche istituzionali della cooperazione in base alle agenzie internazionali, così in base anche a come è impostata a livello istituzionale, dei sistemi che
come fu denunciato peraltro molto bene da Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, spesso sono modalità che aiutano più chi si occupa di cooperazione che non chi è destinatario dell'aiuto della cooperazione. Ecco, noi rappresentiamo in questo senso un'antitesi e un modello di contrapposizione che speriamo prima o poi possa essere colto come esempio per una riforma veramente strutturale del sistema di cooperazione. Peraltro diciamo che siamo in una fase un po' di controrivoluzione rispetto al mondo alla rovescia degli ultimi decenni, soprattutto dell'ultimo decennio, e con l'elezione di Trump speriamo che anche il sistema della cooperazione internazionale possa diventare più all'insegna reale dell'amicizia e della cooperazione orizzontale tra popoli, piuttosto che non dell'ipocrisia, spesso asservita anche a interessi che non c'entrano niente con la cooperazione. Sappiamo che nel mondo delle ONG ci sono molto spesso anche in ballo delle attività di tipo geopolitico da parte di alcune nazioni, e non è un caso che le ONG siano spesso malviste dai popoli destinatari degli aiuti. E noi in questo siamo contenti che normalmente veniamo visti proprio come altra cosa dalle ONG. Peraltro è stata una nostra scelta non trasformarci mai in ONG, proprio per continuare questa attività all'insegna della gratuità, del volontariato vero, e quindi per essere qualcosa di molto diverso, per essere coerenti con i nostri principi di aiutare i popoli a casa loro, aiutarli a aiutarsi, costruire insieme la pace nel rispetto delle diverse culture, delle diverse identità, senza calare nulla dall'alto, senza fare i progetti sulla base anche di magari disegni ideologici che sono quelli che indirizzano molto spesso anche l'assegnazione di fondi da parte, non so, della comunità europea o cose di questo tipo, ma invece noi realizziamo i piccoli sogni nel cassetto che però sono veramente grandi in termini di utilità per chi li riceve, e quindi insomma noi proseguiamo anche orgogliosamente su questa via, su questa nostra strada. Allora, andiamo avanti. L'ultima volta mi hanno parlato a lungo del Pakistan, che è il paese dove facciamo di più, dove abbiamo operato nel 2024, oltre ai paesi che vi ho già citato. Allora, iniziamo con la Somalia, andiamo sempre in ordine alfabetico. I paesi sono Somalia, Sud Sudan, la Terra Santa, l'Ucraina e lo Zambia. Allora, in Somalia noi abbiamo operato insieme al contingente di pace italiano a Mogadiscio, inviando su un vettore aereo prepianificato della difesa un carico composto da numerosi bancali di carrozzine, stampelle, altre attrezzature ortopediche per disabili nuove per l'ospedale De Martino di Mogadiscio. Qui diciamo anche che in qualche modo siamo molto felici di aver mantenuto una promessa, perché pensate, io in Somalia ero andata proprio a Mogadiscio, sicuramente la mia missione più pericolosa, molto più dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Siria, della Libia, eccetera. Perché la Somalia è un paese che è stato consegnato a una sorta di esperimento internazionale di anarchia di Stato con le bande islamiste degli Al-Shabaab, che sono, diciamo, rientrano nel gruppo dell'apice della cattiveria umana e insieme all'ISIS e ai Boko Haram. Gli Al-Shabaab somali sono tra i gruppi terroristici, diciamo, più violenti e privi di qualunque riferimento morale.
anche il riferimento religioso è totalmente pro forma, nel senso che si cercano di darsi una giustificazione col fondamentalismo islamista, ma già che arrivano a fare uccisioni di massa su tutti, uomini, donne, bambini e anche correligionari, con anche torture, quindi tutto un insieme di elementi, sono finanziati, si drogano per poter realizzare le cose più efferate, quindi rientrano in quella casistica di massima violenza e, se vogliamo, massima abiezione umana, al di là di qualunque criterio, riferimento umano, naturale, morale, religioso, eccetera. È una missione molto pericolosa. Io ero andata con un signor Bertini, non c'era ancora il contingente italiano di pace, appunto era amministratore apostolico della diocesi, però ormai fuori sede perché non c'è neanche una chiesa. Pensate, in Somalia, peggio della Corea del Nord, peggio della Corea del Nord, è l'unico paese dove non c'è una chiesa aperta. Eppure lì c'era una grande tradizione italiana, perché la Somalia era un paese dove ora molti parlano italiano, dove si mangia assolutamente italiano, normalmente, cioè proprio è stata acquisita come cucina locale, la cucina italiana, tra l'altro in un paese veramente devastato e incredibile come veramente da questo punto di vista, per un italiano, quando si è accolti dalla popolazione locale, sembra di essere a casa. Molti parlano italiano, noi stessi siamo finiti in alcune scuole conciatissime dove qualcuno stava insegnando l'italiano ai bambini, e con nostro grande stupore, perché, ripeto, quando siamo andati noi, lo stesso Monsignor Bertini era 6 anni che non andava a Mogadiscio, la volta prima era andato a prendere Suor Leonella, attualmente beata Leonella, che è stata uccisa dagli Al-Shabaab. Quindi una missione pericolosissima, dove però, tra le altre cose, io avevo visitato questo ospedale italiano, De Martino era il nome di un generale italiano, con vicino anche un centro per disabili, anche i mutilati di guerra e quant'altro, e lì c'era stato detto: noi siamo stati abbandonati dall'Italia. In quel momento l'Italia non era presente né con ambasciata né con niente, noi siamo andati là e avevo promesso di fare qualcosa per quell'ospedale. Poi ci sono state situazioni sempre peggiori. Quando è andato il contingente di pace italiano, abbiamo iniziato di nuovo a cooperare su Mogadiscio, ma abbiamo dovuto aspettare questa volta per poter mandare, proprio grazie a una donazione importante di materiale di questo tipo per disabili da parte della Medicare, una Medicare SPA, un'azienda di lombarda, che ha fatto questa donazione, e attraverso il nostro contingente siamo riusciti a mantenere una promessa, e quindi questo ci rende molto contenti, anche perché bisogna aiutare le istituzioni locali che agiscono con grande coraggio, perché spesso sono loro le prime destinatarie degli attentati degli Al-Shabaab, a costituire una struttura statuale e anche istituzionale che riesca a contrapporsi a questa anarchia dominata di fatto dai gruppi armati, che una volta erano i signori della guerra, poi sono diventati gli Al-Shabaab. Ecco, quindi è importante aiutare questo processo di pace in Somalia, di ricostruzione, perché poi il Corno d'Africa è anche, diciamo, una delle realtà da cui proviene una gran parte dell'immigrazione. Spesso non arriva a destinazione perché lungo la tratta dal Corno d'Africa alla Libia molti soggetti diventano oggetto di anche violenze e estrazione degli organi. Queste sono realtà poco conosciute, di cui non si parla. Quindi chi alimenta le tratte, le immigrazioni forzate
e mantiene le destabilizzazioni per alimentare le migrazioni forzate, in realtà partecipa a dei crimini contro l'umanità che sono mostruosi. E i primi a voler mettere fine a questi esodi di massa sono proprio le autorità locali, che vorrebbero che i giovani più promettenti restassero in patria e rappresentassero delle risorse anche contro questo fondamentalismo che non costruisce niente e distrugge solamente. Quindi questo è il nostro intervento, in questo caso in sinergia col contingente di pace italiano. In più, alla Caritas Somalia abbiamo finanziato l'acquisto di materiali durevoli per un corso di addetti qualificati alla cucina, sempre secondo la logica di aiutiamoli ad aiutarsi, organizzato in collaborazione con il SINIC del contingente di pace italiano in favore dei gruppi più vulnerabili di Mogadiscio. Quindi anche questo è un intervento messo in atto dal contingente di pace insieme alla Caritas Somalia, che appunto era presieduta da Monsignor Bertin, che adesso è andato in pensione, è cambiato il vescovo, lui è tornato qua, ma comunque è stato un bel intervento. In Sudan, ai missionari comboniani del Sacro Cuore, abbiamo saldato l'apertura a Port Sudan di una nuova sede del Comboni College, Dipartimento di Scienza e Tecnologia, per consentire la continuità degli studi universitari ai ragazzi sfollati a causa della guerra. Poi in Sud Sudan, i missionari sempre comboniani, abbiamo finanziato l'acquisto di zanzariere e coperture per le piogge per gli insegnanti della parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani di Viennom, che avevamo proprio costituito noi, e dove tra l'altro adesso è stato fatto un aeroporto, anche lì proprio quello che abbiamo fatto noi, scuola più chiesa eccetera, ha creato una realtà che è rimasta al riparo. La Chiesa Aiuto dei Cristiani è rimasta al riparo dalla guerra che lì è insanguinato tra Dinka e Nuer, lì ci sono entrambi, ma lì c'è stata una zona di pace, avevano mandato anche tante terrazze agricole eccetera, e lì è stato fatto anche un aeroporto, quindi lì veramente un'area dove anche una realtà tormentata come quella del Sud Sudan può ripartire. L'umanitaria padana ha fatto molto per questo e continua a farlo. In Terra Santa, dunque, noi abbiamo al centro di artigianato Piccirillo di Betlemme, su indicazione dei frati della custodia di Terra Santa, abbiamo acquistato un tornio, quindi l'abbiamo saldato nel 24, per legno più gli attrezzi correlati per i lavori di autosostentamento dei cristiani di Palestina impoveriti dalla guerra tremenda che sta insanguinando la Terra Santa, quindi non entriamo in questo discorso, ne abbiamo già parlato. Comunque i cristiani che non c'entrano niente nella disfida tra ebrei ed Hamas sono però una componente di pace, ma che va aiutata anche a rappresentare questa diciamo realtà di riconciliazione. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana.
Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via. Con tanti auguri per chi ci è caduto, di conservarsi felice e cornuto. Con tanti auguri per chi ci è caduto, di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo.